indecenti e per le quali nessuno oggi si è deciso a presentare ancora un atto all'interno del Consiglio dei Ministri sul quale abbiamo raccolto firme e ci siamo spesi in tutti questi mesi. Noi siamo in sciopero e manifestiamo perché vogliamo il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, vogliamo che essi siano estesi a chi oggi non ne ha diritto, vogliamo che siano elevati nel loro valore mensile, perché con 750 euro al mese nessuno riesce ad arrivare a fine mese. Queste donne e questi uomini hanno dei diritti, dei sogni, delle famiglie che vanno difese e tutelate. Noi siamo in sciopero e siamo mobilitati, manifestiamo perché vogliamo interventi di sostegno allo sviluppo e all'innovazione, perché un paese che non scommette sull'innovazione, che non scommette su un investimento massiccio in istruzione, in formazione, in ricerca, in stato sociale, in sanità, è un paese che decide alla fine di sparire dal novero dei paesi sviluppati e di scaricare sulle donne e sugli uomini che lo abitano tutti i pesi e tutti i disastri di scelte sbagliate. E in più, e lo diciamo con forza, con determinazione, noi vogliamo tutele e stabilizzazione per i precari, per gli atipici, per le tante forme di lavoro debole. Noi non accetteremo mai, Presidente Berlusconi, dottoressa Marcegaglia, Ministro Sacconi, Ministro Brunetta, che si possa scatenare nel nostro Paese una guerra fra poveri, fra lavoratori che perdono il posto di lavoro, per cui di volta in volta sono le donne, sono i giovani o sono gli immigrati. Noi chiediamo risposte in grado di parlare a tutti, in grado di parlare ai giovani, alle donne, agli immigrati, agli anziani, perché la solidarietà, per quanto ci riguarda, non sono solo parole, ma sono fatti e atti concreti. E per questo che abbiamo chiesto di tassare i redditi più alti, perché troviamo ignobile, inaccettabile che chi ha un reddito fisso oggi paghi più tasse di chi ha redditi oltre i 150.000 euro annui e nello stesso tempo l'evasione nel nostro Paese stia crescendo in termini indecenti, ovvero di nuovo il Paese, grazie a provvedimenti ad hoc, vede una fetta consistente che anche in una situazione di crisi prospera, e la diseguaglianza è inaccettabile perché è un'offesa per milioni e milioni di donne e uomini. Ma noi oggi, compagni e compagni, siamo in sciopero anche contro l'accordo separato siglato il 22 gennaio che modifica le regole sulla contrattazione. Siamo in sciopero, lo diciamo, perché non condividiamo quell'accordo e diciamo al governo, diciamo ai nostri amici di CISL e UIL che è un errore firmare regole sulla contrattazione escludendo il più grande sindacato dei lavoratori del nostro Paese. È un errore inaccettabile sul versante delle proposte e sul versante della democrazia. È stato un errore perché si è gettato alle ortiche una piattaforma unitaria che abbiamo discusso in migliaia di luoghi di lavoro, e ognuno di noi ha il dovere di tornare in quei luoghi di lavoro rispondendo alle donne e agli uomini qual è stato il destino di quelle proposte. È un errore quell'accordo, è un accordo profondamente sbagliato perché non difende il salario e condanna le retribuzioni di chi lavora ad essere progressivamente impoverite. È un errore perché non sviluppa la contrattazione integrativa. È un errore perché amplia le deroghe contrattuali, e tutti noi sappiamo che quando si può derogare da un contratto nazionale significa che le condizioni delle donne e degli uomini che lavorano nei luoghi di lavoro sono destinate irrimediabilmente ad essere peggiorate. È un errore
perché rende più rigida la contrattazione integrativa, altro che più flessibile. Ed è un errore, perché è stata sottratta la democrazia. Noi abbiamo chiesto a CISL e UIL di andare ad una consultazione vincolante con le donne e gli uomini nei luoghi di lavoro, con le lavoratrici e i lavoratori. Ci è stato risposto che ciò non era possibile perché i sindacati erano divisi sul giudizio. Noi pensiamo esattamente il contrario, che proprio quando si è divisi si deve andare dai lavoratori e dalle lavoratrici e chiedere a loro il giudizio e il parere, dire a loro se sono d'accordo o no, e sappiate che le donne e gli uomini che lavorano sono in grado di giudicare perfettamente se le cose che vengono sottoscritte sono soluzioni che vanno bene o sono soluzioni che non vanno bene. Ma noi oggi, e lo diciamo con fermezza, siamo in sciopero e siamo mobilitati perché non accettiamo alcuna limitazione alle libertà costituzionali del nostro Paese. Noi non prendiamo come una burla il fatto che il Presidente del Consiglio dei Ministri dica che una Costituzione che è costata il sangue di decine di migliaia di persone è una Costituzione bolscevica. Noi non accettiamo che il diritto di sciopero venga limitato fino a renderlo impossibile, e lo dice un sindacato che ha sempre difeso il diritto di sciopero e il diritto dei cittadini a poter usufruire dei servizi essenziali. Noi non accettiamo che un tema delicato come quello della sicurezza di ognuno di noi venga agitato mandando le ronde in giro e magari scoprendo che, visto che i manganelli non sono considerati un'arma, si possono armare anche di manganelli, e in questo modo, anziché risolvere i problemi della sicurezza, si sposta il lavoro al controllo del territorio. E noi diciamo al Presidente Berlusconi che la nostra Costituzione è fondata su due scelte che noi consideriamo ineliminabili. La prima scelta è quella di una Repubblica fondata sul lavoro, e noi vogliamo che la dignità del lavoro, i diritti del lavoro, i diritti di chi lavora, i sogni di chi lavora siano la prima preoccupazione e la prima garanzia in questo Paese. Ma questa Costituzione, questo Paese è fondato anche sull'antifascismo, e allora noi chiediamo, a fronte di un ignobile disegno di legge con il quale si vorrebbero equiparare chi ha combattuto nella Repubblica Sociale Italiana ai partigiani, noi chiediamo che il governo ponga il suo veto, dica in nome della Costituzione che il legame che tiene insieme tutto questo Paese, che quel disegno di legge per questo governo è inaccettabile in nome di quei valori e in nome di quelle scelte. Oggi il Friuli Venezia Giulia si sta dibattendo dentro ad una condizione economica e sociale drammatica. Franco ha citato nel suo intervento alcune delle situazioni più gravi, ma dobbiamo dirci con correttezza e con determinazione, e alla CGIL questi dati non sfuggono, che c'è una crisi da tempo in questa regione, rispetto alla quale spesso la politica ha balbettato e balbetta. Come non aver presente la pluriennale difficoltà che è attraversata nel settore della carta, con le crisi di Duino e di Dolmezzo ancora aperte, senza che ne si intraveda una soluzione.